Le terribili profezie di Dondolindo Ruotolo. Salve a tutti carissimi, oggi volevo tornare a parlarvi di Dondolindo Ruotolo, terziario francescano, servo di Dio, nato a Napoli nel 1882 e ivi morto nel 1970. Dondolindo Ruotolo nel corso della sua vita ebbe tutta una serie di esperienze soprannaturali. In particolare ricevette diversi messaggi da parte di Gesù che gli ispirò, gli dettò il famoso atto di abbandono, e fu anche un grandissimo esegeta biblico. Commentò praticamente il Vangelo, l'Apocalisse, molti passi dell'Antico e del Nuovo Testamento, e nei suoi scritti, in particolare nella sua autobiografia, formulò delle profezie che quindi riguardavano chiaramente il futuro dell'umanità. Ecco cosa scrisse Dondolindo Ruotolo. Solo una grande misericordia può far superare al mondo il baratro nel quale è caduto. Che cosa credete voi che sia la misericordia? Non è solo l'indulgenza, ma è anche il rimedio, la medicina, l'operazione chirurgica. La prima misericordia che deve avere questa povera terra, e la Chiesa per prima, deve essere purificazione. Non vi spaventate, non temete, ma è necessario che un uragano terribile passi prima sulla Chiesa e poi sul mondo. La Chiesa sembrerà quasi abbandonata e da ogni parte la disserteranno i suoi ministri. Molte chiese verranno empiamente chiuse. Il Signore troncherà con la sua potenza tutti i legami che ora avvincono la Chiesa alla terra e la paralizzano. Hanno trascurato la gloria di Dio per la gloria umana, per il prestigio terreno, per il fasto esteriore. Ebbene, tutto questo fasto sarà ingoiato da una persecuzione terribile, nuova. Allora si vedrà a cosa giovano gli appannaggi umani e come valeva meglio appoggiarsi a Gesù, che è la vita vera della Chiesa. L'umanità cadrà in un delirio spaventoso di morte, crederà di essere arbitra di se stessa, calpesterà tutto senza riguardo e si riverserà sulla Chiesa e contro la fede come una mandria di tori furiosi. Essa andrà cercando uno sfogo alla sua degradazione morale e sociale e lo troverà nella Chiesa di Dio. Sarà un tempo tristissimo in cui tutto sarà umanamente perduto. Hanno riposto tutta la loro speranza negli uomini e per questo crollerà sempre più il triste edificio della speranza umana. La Chiesa, abbandonata dai popoli in massa, sconosciuta nel nuovo movimento delirante che pretenderà dare assetto alle cose umane, non troverà altro scampo che nell'unica sua vera vita, in Gesù sacramentato. Non si risolveranno le grandi questioni dell'umanità con l'accortezza e la prudenza umana. Tutto si è sfasciato, tutto si sfascia
e la Chiesa potrà ritrovare la salvezza soltanto nel suo sacramento di vita. Oh, è stolto mandare nei regni, nelle nazioni, una misera rappresentanza diplomatica che non giova a nulla. Occorre mandare negli stati, in mezzo ai popoli, anime innamorate di Gesù sacramentato, esploratori eucaristici, poiché solo nell'Eucaristia si unirà il mondo intero e nella pace la terra tutta sarà un solo ovile ed avrà un solo pastore. Gesù sacramentato non deve essere vilipeso, sepolto e abbandonato nelle chiese del mondo. Dovrà divenire la vita del mondo. I sacerdoti devono essere rifatti a nuovo, nutriti di Gesù sacramentato come autentica vita loro. Dovrà moltiplicarsi il sacrificio eucaristico ed in esso, solo in esso, si compirà la sublime unità del mondo. Solo Gesù sacramentato è vita. Nella restaurazione degli ultimi tempi, che come le altre due restaurazioni avverrà non per mezzo di un esercito né con la forza, ma per virtù dello Spirito Santo, è evidentissimo che i due ulivi, i due testimoni visti da San Giovanni, sono un capo religioso e un capo civile, un papa e un re. Anche nelle profezie di molti santi e mistici si parla di un grande monarca e un papa santo che introdurranno l'umanità in un'era di pace. Al tempo dell'Anticristo, poi, quando il regno del male sarà trionfante, quando l'unico re sarà proprio l'Anticristo e sarà sommamente avvilita la dignità del Papa e quella di qualunque altro legittimo re, i due ulivi saranno Enoch ed Elia, i quali con prodigi di forza grande di Dio riaffermeranno contro il miserabile Anticristo i diritti del Papa e quello dei re da lui detronizzati e conculcati.